Amici di Bella Sicilia e di Vivo in Sicilia, guardate dove siamo oggi e in particolare guardate cosa stiamo preparando, o meglio stanno preparando. Siamo in compagnia di, signora? Agata. Qui abbiamo invece Angela E Grazia. E allora, 3 donne al lavoro per preparare qualcosa di buono. Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? I maccheroni. Maccheroni speciali, questi sono maccheroni con il buco. Sì, maccheroni con il buco. E allora amici, fateci sapere intanto da dove ci state guardando e noi vi raccontiamo come si preparano i maccheroni con il buco con la ricetta della tradizione che prevede 2 soli ingredienti, signora Angela. sì, acqua e farina di semola. Quindi si inizia con l'impasto. Questa è la parte finale, stiamo preparando con il Sì, ferretto. già stiamo preparando i maccheroni con il ferretto. L'impasto è stato fatto prima con acqua e farina, i panetti ottenuti sono messi qua in giacenza, così non si vanno ad essiccare, ecco qua, e poi le massaie ne prendono un pezzettino alla volta per fare questo lavoro. Questa è l'antica ricetta tramandata da generazione in generazione, quindi come una volta. Sì, sì, come una volta. Così li facevano prima. Ogni volta che si facevano i maccheroni c'era tanta fatica ma era anche una grande festa, vero? Sì, perché si facevano in compagnia con tutta la famiglia. E poi si riuniva la famiglia a mangiare. Perciò era una grande festa. Ognuno aveva il suo compito, anche i piccolini di famiglia. Sì, 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 sì. perché era una sorta di festa, non dico popolare, però comunque era un modo per stare tutti insieme, anche perché dopo la fatica il piacere anche degustarli tutti quanti insieme, quindi era anche quello il finale più interessante. Allora, la signora Angela ha preparato i panetti, oggi abbiamo utilizzato 1 chilo di farina, 1 chilo di farina. farina di semola, Di semola, sì. e poi all'incirca quanto acqua. Ma all'incirca un mezzo litro di acqua. Poi Naturalmente, si sente nelle mani se la pasta è pronta, e perciò deve essere dura la pasta, non morbida. quindi si aggiunge a piano Piano piano, sì. Poi si sente nelle mani se la pasta è buona, non se ne mette più e se poi si incomincia a impastare. Allora amici, fateci sapere da dove ci seguite e noi vediamo, qui c'erano i panetti e poi lei sta preparando i vari pezzetti che ci serviranno. Sì, ci serviranno per Angela per fare i maccheroni con il buco. Quindi si fa un filoncino Un e filoncino, sì. Si fanno dei pezzettini e si fanno poi con il ferretto. poi un ferretto speciale perché questo è un ferretto di ombrello Di antico. un ombrello antico, sì. Come È si- raro trovarlo, però È lo raro. teniamo Ormai stretto. sono rari perché gli ombrelli ormai sono moderni, non ce n'è più questi ferretti. Quindi chi ci segue da lontano può anche fare i maccheroni in casa facilmente, basta procurarsi la farina di semola, un po' d'acqua e poi magari andare a cercare in cantina se avete il ferretto dell'ombrello E il gioco è fatto. e il gioco è fatto. Sì. Come si capisce che l'impasto è buono? Si sente nelle mani, poi non deve attaccare con il ferretto quando si sfila. sfilano, così non deve attaccare il ferretto. Deve uscire pulito il ferretto. Anche perché nella bollitura poi andrebbe a sfaldarsi, quindi la consistenza è importante per quello, perché verrebbe troppo morbido. Una volta essiccato, durante la cottura resta perfetto, tipico della pasta fresca ovviamente. E qui abbiamo la parte finale, signora, vero? Sì, li stendiamo sulla cannizza e di sotto, vedi? E andranno messi tutti per fila, non attaccati ovviamente, e poi una nottata di essiccazione e il gioco è fatto, perché domani andranno in cottura. Non è difficoltoso, ecco. Come vengono conditi poi i maccheroni? Ci sono diverse scuole di pensiero, qui per tradizione con il sugo di maiale, però chi li fa con ragù, chi aggiunge le melanzane, con la ricotta salata, ecco, poi ogni famiglia ritiene opportuno come fare il sugo. La tradizione li vorrebbe con quello di maiale, giusto? Io chiedo a voi anche. Ok. Sì. Questa è un'anteprima di ciò che andremo a vedere tra qualche giorno in questo borgo. E diciamo dove ci troviamo, signora Angela? Ci troviamo nel borgo di Venedico Superiore.
Venetico Superiore, in provincia di In Messina, provincia di Messina, sì. un piccolo borgo tutto da scoprire e da vivere, dove le tradizioni restano ancora molto attive, perché qui c'è un'associazione e i componenti dell'associazione organizzano tanti eventi durante l'anno. Vi abbiamo visti lo scorso anno nella Festa della Vendemmia che ritorna anche quest'anno, vero? Sì, Sì, quasi tutti gli anni. e credo Allora, che sia abbiamo già la decima. data? Abbiamo... Il 28 di settembre, sì, quindi ci siamo quasi. Sì, infatti cominceremo a farne in quantità proprio per proporli poi durante la festa della vendemmia. Ecco, ci sarà la pigiatura dell'uva come una volta a piedi scalzi e poi si potranno gustare tante specialità della tradizione, tra questi i maccheroni, quindi con il buco. Maccheroni con il buco, sì. Assolutamente col buco, come vuole la tradizione. Allora amici, non mancate a questo appuntamento, come vedete qui si sta già lavorando per rendere il tutto una giornata speciale. A partire dalle ore 16 ci saremo anche noi di Onda TV e Bella Sicilia per raccontarvi questa edizione, ma naturalmente se volete gustare dal vivo queste specialità vi aspettiamo qui a Venetico Superiore. Quanti abitanti fa Venetico Superiore più o meno? 180. 180? Sì, pochissimi, ma anche se siamo pochini l'impegno lo mettiamo perché ci teniamo in modo particolare, perché si rivivono certe tradizioni e non molliamo, anche se siamo pochi non molliamo, assolutamente. Sentiamo anche le campane che suonano. Qui si vive l'atmosfera, si vive la gioia, la serenità di una volta, vero? Sì, quasi. Si sta bene, si sta Si bene. sta bene. Poi per questo deve parlare con i signori, perché io non sono di Venetico La signora Superiore. abita qua. Quindi lei ha In scelto di effetti abitare abito solo qua, io qua, in questo questa è borgo. casa mia, sì. Vabbè, lei abita poco più in là e la signora abita in un altro paesino abito- limitrofo. Io abito, Però la diciamo, a San Piero la figliola abita qua, lei fa parte anche Sì, mia figlia dell'associazione. si abita qua. Fa parte pure E in queste viuzze voi organizzate anche il presepe vivente. Sì, un pochino più sopra, dislocato in un quartiere che è poco più distante, che è meno abitato, così non disturbiamo, diciamo, sono un mucchio di case abbandonate purtroppo e quindi si adattano per il presepe. Allora, signora Angela, intanto lei continua a preparare i maccheroni, ci vuole tanta pazienza oltre che fatica. Sì, ci vuole tanta pazienza. Sì. Ci vuole tempo, perché è una cosa che si fa lentamente, non si può correre per fare queste cose. Non ci si può sedere, Si può come sedere, si vede. sta in piedi. Sì. La buona cucina, la cucina di una volta richiedeva la calma e non si guardava l'orologio. No, assolutamente no. Perché il risultato, se no, non è lo stesso se si lavora con premura, invece ci vuole calma e le cose vengono migliori. Ecco qua, i maccheroni che resteranno a riposare qualche oretta e poi saranno pronti per essere gustati. E il buco regala un sapore in più perché raccoglie il gusto. Assolutamente sì, si amalgama perfettamente poi al condimento, sì, qualsiasi esso sia, però il buco dà proprio la sensazione che sia completo il piatto, non resta in superficie, si amalgama e quindi la degustazione è perfetta. Valentina, e allora non resta altro che... Io guardo e imparo, in realtà a volte li faccio anche io i maccheroni in casa, adesso è un po' di tempo che non li faccio e mi hanno fatto venire voglia. Allora, ci salutano, ciao, buongiorno anche a voi, fateci sapere da dove ci state seguendo. Anita scrive che belle e brave che sono queste signore, i maccheroni saranno buonissimi. E lo chiediamo a Erika, a Marica. Buongiorno. Allora, si sta lavorando qui per rendere speciale questa giornata della festa della vendemmia. Sì, esattamente. Organizzata dall'associazione Associazione locale. Medico per tutti, sì, siamo un'associazione e siamo attivi sul territorio ormai da più di 10 anni. Questa festa viene realizzata da 11 anni per far riprendere, comunque per far capire e conoscere le tradizioni a chi comunque ai più piccoli, ai bambini, che comunque la pigiatura come si faceva una volta era un puro divertimento. Ci sarà la pigiatura, quindi
dell'uva come una volta, a piedi Sì, a scalzi. piedi scalzi, sì. Costruiremo un palmento in piazza dove tutti i bambini, chi vorrà, anche sia bambini che adulti, possono pigiare l'uva e sentire le emozioni, perché comunque sono emozioni. Daniela ci saluta da Verona. Fa ancora in tempo a prenotare il biglietto Sì, e puoi raggiungerci prenotare in il Sicilia, biglietto e venire perché direttamente l'appuntamento in è per Sicilia. sabato, 28 settembre dalle ore 16 in poi. ma si andrà avanti fino a tarda sera. Fino a tarda perché sera, sì, perché il c'è un programma vasto programma. Il programma prevede l'inizio con la pigiatura, Con la pigiatura ci saranno le scuole locali, che comunque sono sempre nostre ospiti, poi ci sarà Luciano Fraida col suo show, i giocolieri, gli arti circensi, la corsa delle botti, la famosa corsa delle botti, che comunque da qualche anno richiama sempre tanti iscritti. e poi ci sarà anche la salsiccia, oltre ai maccheroni. Maccheroni alla norma, panino con la salsiccia, vino locale, di tutto e di più, i mercatini, la mostarda fatta proprio come si faceva una volta. Più tardi andremo a vedere anche come si prepara si la fa la mostarda. mostarda, sì. Intanto Ignazio ci saluta dalle Madonie, da Petralia Soprana, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia, che andremo presto a visitare. Noi salutiamo le nostre amiche e le ringraziamo per averci mostrato dal vivo la preparazione dei maccheroni con il buco, e voi fateci sapere ancora da dove ci seguite e naturalmente vi aspettiamo allora. a Venetico Superiore. Vi aspettiamo. Ci aspettiamo qua a Venetico Superiore giorno 28. Ma anche gli altri giorni dell'anno, perché Ah, qui questo sì, le viuzze sì. regalano tante emozioni, vero? Veramente sì, il paese è da scoprire, anche se è piccoletto, però ne vale la pena. È un piccolo borgo, ma è uno scrigno del Tirreno, veramente grazioso, veramente. Grazie e buon proseguimento a voi. Grazie.